us, I wonder, can recall that childhood moment when we experienced happiness as a state of being. Io sono Alessandro. Io sono Caterina. Io sono Sami. Io sono Andrea. Io sono Marco e salutiamo anche Cinzia, non è potuta esserci oggi, la nostra cantante. Siamo in Some Are Records. It was all right. Everything was all right. Some Are Records è un progetto nato nel gennaio del 2017 da me come artista solista, con l'idea appunto di portare la musica ambient e post-rock nella zona di Montebelluna e dintorni. Il nome l'ho pensato appunto da un concetto molto fisico della musica che andavo a suonare, ovvero la musica appunto è una frequenza che interagisce con gli ascoltatori e quindi si crea una sorta di sottile legame empatico con l'ascoltatore e chi si ritrova nella dimensione di questa musica è associato ad un eco appunto della musica stessa che propongo. Personalmente ho sempre suonato senza impormi stringenti vincoli legati al genere o ad etichette e credo che questa sia la cosa più bella di un artista, però quella di esprimersi al meglio delle sue possibilità. Anche perché comunque tutti arriviamo da generi abbastanza diversi. Io facevo stoner, un genere vicino allo stoner, Caterina per esempio faceva pop rock per esempio, quindi comunque ci siamo ritrovati in questo genere tutti assieme. Some Records parla appunto di paesaggi, di natura, di spazi aperti e ci ritroviamo molto nelle luci del territorio, siamo molto legati a questo aspetto appunto delle terre in cui siamo nati e come appunto qualche settimana fa è uscito il nostro singolo Lune, registrato sul tetto di un garage e il protagonista principale è appunto il tramonto che avviene sul grappa e è una cosa che abbiamo voluto trasmutare in musica appunto. Sì, beh, possiamo anche dire che l'ultimo live che abbiamo fatto al Parco Monini Montebelluna abbiamo sfruttato l'impianto del cinema appunto per proiettare in sottofondo i video che Alessandro appunto ha creato abbinati alla canzone, quindi c'è l'associazione anche suono e video, giusto per immergere chi ascolta anche in un contesto e far entrare nell'anima di chi ascolta, insomma. Anche se poi credo che la cosa più bella sia il fatto che chiunque ascolti i nostri pezzi senta sente e vede delle immagini e delle cose diverse, quindi noi creiamo una base partendo da un'idea che poi chiaramente è soggettiva e unica in tal senso. È uscito il nostro EP, questo qui, si chiama Lifeline, con questa fantastica grafica fatta dal buon Alessandro. Sì, è stato un lavoro lungo, tanto lungo, l'ho messo un sacco a finirlo, però è stato il primo chiaramente, per cui abbiamo trovato le mie in mezzo, sai com'è? È stato, sì. Abbiamo dovuto posticipare l'uscita, appunto per questo motivo qui. Era prevista inizialmente ad inizio 2020. Esatto. Quindi abbiamo dovuto farlo uscire a settembre quando le cose si erano un attimo assestate. Però insomma siamo felici del risultato e siamo riusciti a promuoverci con un concerto a settembre appunto qui a Montebelluna nel Parco Manin, utilizzando l'attrezzatura del Cinema Italia Eden. Che ringraziamo. In particolar modo. E ci rivedremo lì a giugno, secondo i piani. Forse vedremo. In cantiere sarebbe questo. E con la speranza di appunto presentare altri nuovi brani perché stiamo lavorando al nuovo disco proprio in questo periodo e sperando appunto di riuscire a concretizzarlo il prima possibile, insomma. Ci potete trovare su tutti i canali social, che sia YouTube, Bandcamp, SoundCloud, Instagram, Facebook, i soliti. Spotify.
può vederci anche su Tinder. Vabbè, strano. Su Spotify abbiamo caricato di recente diversi nostri singoli che con nostro grande stupore ci hanno ascoltato in diverse parti del mondo. E questo, noi siamo Summer Echoes, la nostra musica fa sognare molto, ma credo che la realtà abbia sempre l'ultima parola. ed è gratis. Quindi se volete ascoltarla la trovate sui social. Come la realtà è gratis. Esatto.